Ciao amici e bentornati, questo è l'episodio numero 107 della nostra partita con l'Italia. L'Italia che come vedete adesso ha il nome italiano. Ho modificato il file, quindi ho detto perché dobbiamo tenere Italy se possiamo mettere Italia. Ho anche, come vedete, fondato lo Stato coloniale in Nuova Calabria, naturalmente munito delle principali città, Nuova Reggio, nella regione dei Fiume Argentino, Nuova Catanzaro, dove si trova Buenos Aires. Ehm, Fiume Argentino è stata la mia traduzione di Rio della Plata. E poi Nuova Crotone. E inoltre non ho cambiato il nome di Casanova perché mi dispiaceva, insomma, eh, non serbare memoria al nostro grande esploratore che ha scoperto l'America. Però volevo comunque, ho voluto rifondare anche questo stato coloniale come se fosse una nuova Puglia, quindi nuova Taranto. Ho visto questo golfo e ho pensato che potesse somigliare a quello di Taranto. Poi Porto Cosmio, questo diciamo che è un po' ispirato al litorale ionio della Puglia, quindi del Salento, e mi sono ispirato a Porto Cesareo e abbiamo fondato Porto Cosmi in onore di Cosimo II Gonzaga. Qui intanto il Barbieri Siviglia. E Nuovo Otranto, Nuova Lecce, e qui Fiume di Gennaio, traduzione di Rio de Janeiro. E infine in questa regione più a nord ho inserito Nuova Bari, Nuova Monopoli, Nuova Brindisi. Qui altre regioni dedicate ai nostri grandiosi esploratori. E infine Nuova Foggia e Nuova Lucera in questa regione più ad ovest. Ma riprendiamo. Allora, perché questo sarà davvero, io credo, un episodio di svolta, perché la mia intenzione è dichiarare guerra alla Francia il prima possibile, prima soprattutto che porti a termine queste imprese coloniali in India che io non sopporto. Tra l'altro noi abbiamo pretese qui e non voglio che ci rovini i piani proprio la Francia. Esattamente, abbiamo tutte queste pretese. Se prendessimo una sola di queste province, tra l'altro, il mio obiettivo è semplicemente togliere alla Francia tutti i territori d'oltremare, in modo che smetta di colonizzare il mondo intero, come si dice, appestandolo con questi maledetti modificatori che aumentano il costo di integrazione. Però se riuscisse a prendere una provincia in India, ciò sarebbe un bel problema per me, perché io non riuscirò a riconquistare, non potrò riconquistarla in questa guerra senza perdere tutte le pretese sull'India. Quindi speriamo non ci riesca. Allora, pensavo magari alla fine nella descrizione vi lascerò anche la mappa, però non quella solita, ma quella diplomatica. Voglio fare questo esperimento. Allora, iniziamo subito assegnando il nostro migliore leader a questa flotta e voglio portarla in India perché devo sbarcare il maggiore esercito possibile in India. Allora, per controbattere all'assedio francese della costa. Se i francesi vincono l'assedio della costa, possono fare conquiste in quella regione. E è ciò che proprio io voglio evitare. Poi voglio fare qualche allora, no, però un momento, abbiamo questa fanteria di Highlander, però voglio modificare anche questa cosa. Il nostro rischio di rivolta in questo momento è bassissimo, solo 4 province hanno rischio di rivolta. Allora, avevamo scelto gli Highlander perché hanno buono shock, però
Adesso ci converrà invece scegliere la fanteria gustaviana, perché adesso passeremo di livello tecnologico e avremo un grande aumento della capacità di fuoco della fanteria, e perciò sarà meglio quella gustaviana. Quindi la selezioniamo subito. Ok. Dobbiamo anche muoverci con la flotta. Io direi di fare così. Questi li mandiamo qua. Questi iniziamo a mandarli di qua. Questi purtroppo non possiamo spostarli dalla Libia. Sono ingabbiati. Allora, questi li teniamo qui a salvaguardia. E sarei quasi indeciso se passare subito in modo da convertire anche i cannoni e dichiarare appunto guerra il prima possibile. Direi che è quello che dobbiamo fare. Se abbiamo questa possibilità. Allora, stavamo anche facendo un'altra cosa importante, cioè tentando, e prima di fare la guerra è quello che dobbiamo fare, è proprio questo, stavamo tentando di convincere gli elettori a passare quest'altra riforma imperiale. E sarebbe ottimo farlo subito. Allora, chi è che era propenso? Ad esempio, migliorando con l'Olanda le relazioni potremmo farlo. L'Olanda è fattibile. La Svizzera è senz'altro fattibile. Olanda, Svizzera. Dovremmo pagarli probabilmente. Hesse, ok. Olanda, Svizzera, Hesse sono fattibilissimi. E appunto potremmo anche fare la Bavaria, però ci servirà un'alleanza per farlo. Allora, dobbiamo convertirne 3. Vediamo quanto vuole essere pagata l'Olanda, perché non è neanche che mi stia tanto simpatica l'Olanda. Allora, però dovremo in qualche modo. Possiamo offrirgli addirittura l'alleanza. Cavoli! Ah, io posso praticamente vassalizzarli pacificamente, gli olandesi. Questo cambia un sacco di cose. Wow! Beh, ma allora lo facciamo. Sì, sì, sì. Allora, adesso dobbiamo spezzare il matrimonio con la Francia. Cavoli, non avevo pensato a questa opzione pacifica di vassalizzazione dell'Olanda. È grandioso. Avrei voluto liberare Friesland io, però vassallo non mi dispiace. Allora, però, beh, se la vassalizziamo riusciamo a fare quello che dobbiamo. L'unica cosa è che andremo oltre il limite. Chi dobbiamo togliere? Non possiamo togliere nessuno se non la Francia, che toglieremo prontamente. Allora, va bene. Allora, iniziamo a fare il matrimonio reale. Vediamo se appunto. Ok, ha lasciato la coalizione, già questo è ottimo. Ma come facciamo a prendere quei 2 punti?
Allora, io volevo... Scusate, mi stavo dimenticando, fare reclutare questa fanteria. Magari reclutiamo qualcuno anche qui. Qui. Allora, la metà la mandiamo qua. E l'altra metà qua. Dovremmo anche finanziare la costruzione di una nuova flotta. Non so se fare un maxi debito. Potrebbe valercene la pena, perché la Francia non è debole come flotta. Ha, se non sbaglio, la seconda, esatto, la seconda marina più grande al mondo, che magari è meno sparpagliata della nostra. E soprattutto ha anche dei grandiosi leader. Allora, oltre ad avere questo leader che è ottimo nell'assedio e sta proprio assediando l'India, ha in totale, come vedete, guardate che leader per la marina, guardate che ammiraglio ha. È praticamente il miglior ammiraglio che uno possa desiderare, quindi migliore del nostro Ottaviano Icardè. E quindi avremo bisogno sicuramente di... ma noi magari questo mese possiamo anche risparmiare un attimino, dai. Non lo so, perché possiamo davvero risparmiare un sacco, però facciamo una via di mezzo. Accidenti, c'è morto l'ingegnere militare. Ah wow, abbiamo guadagnato un sacco, ok. Guadagniamo un sacco, davvero un sacco. Vabbè, anche perché è morto l'ingegnere. Prendiamo questo per la disciplina. In questo momento ci è più utile la disciplina che tutto il resto. Allora, stiamo ancora reclutando qui. Allora. Vogliono un rimpiazzo in Nuovo Trentino. È successo un po' di cose. Allora, la Svizzera è uno di quegli stati che è lì lì indeciso se lasciarci passare quelle... Allora, Hesse, la Svizzera, allora, mandiamo qui un diplomatico. Non so cosa ho combinato. Allora, richiamiamo questo. Allora, secondo me dobbiamo potenziare la flotta con navi pesanti, però servono dei soldi che in realtà non abbiamo. Magari possiamo farlo con più calma. Allora, la Svizzera, da quello che ho capito, non basta. Esatto, per un soffio, però non ci basta. Però la cosa che a me interessava di più è vassalizzare l'Olanda. Perché se vassalizziamo l'Olanda prima della guerra, magari potremmo farle conquistare. Anzi, senza magari questa. Allora. 28. Farebbe l'alleanza, però poi che cosa ci... Membro all'impero. Reputazione diplomatica, ma non possiamo aumentarla in qualche modo. No, è già al massimo. Attitudine. Non so cosa sia meglio. C'è qualche attitudine ancora migliore, ma non credo. Tipo anche qui si sente minacciata.
come vedete anche la Savoia accetterebbe, però non ci importa tanto la Savoia in questo momento, ci importa molto di più se ci volessero bene sarebbe meglio, fammi capire. Sì, no, sarebbe uguale, insomma. Semplicemente però valgono solo queste tre regole e questo è il problema. Potere militare, tipo rispetto alla Savoia, il nostro potere militare, ma è rispetto a tutti uguale, scusate. 20, 20, vedo. Allora, loro sono già vassalli. Allora, tipo Genova è piccolina, si dovrebbe... No, però il potere militare è sempre uguale. L'unica cosa sarebbero le tasse base, ma hai voglia di aumentarle. Beh, ma a sto punto io tengo l'alleanza. Tengo l'alleanza perché prima o poi comunque potrò, penso, riuscire a fare pacificamente questa. Però no, sarebbe da fare subito in realtà. Che situazione. Se avessero più fiducia magari. Allora, qualcuno ha fiducia, tipo la Francia che ha fiducia in me, per poco però. Però al momento l'ha ancora, vediamo se questo è un modificatore. Sì, cavoli. Un grande modificatore. E se avesse fiducia basterebbe quello. Ma come facciamo ad avere la fiducia? Oh. Comunque in questo modo se non altro votano già per noi. Penso, non è vero, scherzavo. Stanno lì sullo zero, sulla soglia. Il fatto che se noi non li vassalizziamo poi diventa inutile. Cioè, ci stiamo praticamente creando problemi da soli con sti matrimoni così, perché noi dobbiamo vassalizzarli per poi fare un po' di cose, tra cui cedere appunto questa provincia. Ma c'era anche qualche altra ragione per cui dovevamo. Per poi nella guerra contro l'Austria cederemmo queste cose all'Olanda. Già. E come si fa a guadagnare la stima di costoro? È impossibile. Vabbè, noi iniziamo magari a migliorare con la Svizzera. Non voglio l'accesso militare. Gli diamo qualche soldo. Forse è più facile proclamare la garanzia dopo. Sono davvero indeciso su cosa fare con l'Olanda. Almeno se avesse... Quindi probabilmente potevamo... Beh, ci proviamo, dai. Però... Le alleanze e tutto il resto non sembrano influire. Questo è quello che mi preoccupa. Abbiamo
abbiamo ancora qualche alleato normale? Non abbiamo più alleati normali. Se solo potessimo aumentare di 3, che cavoli, ma non c'è modo davvero. L'alleanza non sappiamo se aiuterebbe, ma tra l'altro comunque per offrire la vassalizzazione bisogna avere 190. Piccolo particolare. Che quindi noi non possiamo fare. Ci stiamo incasinando un sacco. Anche perché poi noi dobbiamo essere pronti a fare la guerra con l'Austria, quindi ho fatto una stupidaggine. Una gran stupidaggine. No, è meglio la situazione, l'opzione violenta. Allora, quindi ho fatto davvero una stupidaggine a fare il matrimonio reale a sto punto. Che dire, lo sfrutteremo se non altro per fortuna siamo i controllori alla curia, se no sarebbe stato davvero una situazione difficile. Vabbè, scusate per la defiance, ma ero davvero indeciso su cosa fare. Allora, chi è che dobbiamo ancora sposare? C'è uno dei nostri sudditi che dobbiamo sposare. Allora, chi è? Treviri. Dovrebbe essere da sposare questo. Ah no, non hanno la forma di governo adatta allo sposalizio. Allora, questi non sono ancora passati e se non ancora... Vabbè, però a fine mese passeranno tutti, dai. Allora, miglioriamo un po' con... Dovrebbe bastare questo. Intanto Casanova ha dichiarato per suo conto una guerra alla Francia. Cioè, ma ci ha letto nel pensiero. E adesso cosa succederà? Per ora la guerra riguarda praticamente solo loro. Qui mi stavo dimenticando di una cosa abbastanza importante. Allora, anzi, portiamola qua questa. Allora, questo no, tutti gli altri andate pure a Parma. Va bene. Qui come va? Siamo in mare, in alto mare. Va bene. Dovremmo... Allora, semplicemente adesso, proclamando la garanzia, dovremmo essere esatti nella condizione di far questa seconda riforma. Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto questo Reichsregiment, che sarebbe il governo dell'impero. Era una come si può dire, un consiglio che doveva costituire un vero e proprio governo dell'impero, sostituendo le diete, cioè le periodiche adunanze dei vari principi. E tutti questi passaggi che vediamo elencati facevano parte di un tentativo di riforma portato avanti da Massimiliano I, dall'imperatore Massimiliano I di inizio 500. Naturalmente riformiamo anche l'Hofgericht, che sarebbe la Corte Suprema,
E questa decisione dovrebbe portare da quello che ho capito, rendiamo l'imperatore, cioè noi stessi, l'autorità legale finale all'interno dell'impero. Cioè abbiamo praticamente il potere giudiziario. E lo facciamo, questo ci darà un sacco di benefici. E adesso io proverei anche a fare questo Gemeiner Pfennig, che sarebbe, come dire, vorrebbe dire il centesimo comune, il penny comune, che sarebbe una tassa su ogni cittadino dell'impero, e che guardate cioè naturalmente ci dà un sacco di denaro a scapito dei membri, degli stati membri, e io ci proverei a farla prima di fare la guerra. Allora vediamo un po' di integrare nell'impero tutti quanti i nostri possedimenti. Voi potete entrare? No. Loro no. E me non è adiacente. Sarebbe però un po' difficile avere una provincia adiacente a questa. Quindi si vede che queste isole sono impossibilitate ad entrare nell'impero. Allora, io all'inizio ero indeciso se far tutto subito, sfruttare subito le regioni. Infatti, come avete visto, fino ad ora non avevo attuato questa tattica, però tutto sommato ho pensato che adesso che non abbiamo sovraestensione, abbiamo parecchi vantaggi, insomma, sia il momento migliore per fare questa cosa. Questa è un'isola? Ah no, è lo stesso. Ah sì, un'altra isoletta. Che isola è quella che non... Gabon? Fernando Po. Ah no, forse sono nomi inventati. Allora. Vediamo, siamo a 30. Allora, io volevo riservarmi qualcosa di... cioè, un po' di punti per soprattutto dopo questa Ewiger Landfriede, che sarebbe una pace perenne, pace perpetua. Non si possono più fare guerre all'interno dell'impero, e quindi questo renderà per me più difficile, è abbastanza per assurdo, no? Però mi renderà più difficile guadagnare autorità imperiale, perché non potrò apparire autorevole quando fermerò le controversie tra i vari stati reali e l'impero. E quindi per poi portare queste ultime due riforme a termine, pensavo di ricorrere ai territori soprattutto, però c'è ancora un po' di tempo prima di arrivare lì, e avremo tempo di conquistare magari nuovi territori, quindi è per questo che tutto sommato adesso sto praticamente integrando l'Africa nell'impero. Siamo a 42, non siamo proprio altissimi. Io speravo che a questo punto fossimo già a 55. Fra poco finiamo davvero il numero dei territori integrabili. Vediamo un po'. Fa un po' impressione vedere l'Africa in terra, proprio facente parte dell'impero. Siamo arrivati a 55 però. Allora, vediamo un po'. Passeremmo. Siamo ancora con nella stessa situazione di prima. Allora, la Bavaria. La Bavaria, secondo me, però, riusciremmo in qualche modo a convincerla. Brunswick, allo stesso modo. Hesse. Hesse basta pagarne. Allora, abbiamo detto che sono 3. Beh, è fatta, è fatta. Allora, l'Olanda, facciamo l'alleanza.
non so bene come farla l'alleanza, però sì, la facciamo, tanto... Mamma mia. La Svizzera, basta pagarla, giusto? Allora, quindi la Svizzera basta pagarla. Cerchiamo di capire. La Bavaria, vediamo, forse non è necessaria, perché c'è Hesse che basta pagarla, Svizzera e Hesse, la terza quindi sarà l'Olanda, che facciamo l'alleanza, e poi la chiamiamo in guerra contro la Francia, forse non partecipa. Faremo in modo che non partecipi, insomma, in modo a rovinare del tutto le relazioni. E si guardo anche l'Italia io. Ok, facciamo così allora, paghiamo quei due. Dovremmo riuscire quindi a portare anche avanti quest'altra riforma. Allora, tornato. Il 4 settembre. Allora, facciamo questa alleanza. No, non possiamo neanche fare questa. Allora, beh, paghiamo Hesse allora per primo. Gli mandiamo un dono. Purtroppo, vabbè, 75 ducati vanno in fumo, ma non sono sprecati. Allora, vediamo di non perdere tempo qua. Ecco, stanno per arrivare le nostre navi. Ecco, questa è la priorità. Perché questi sono rapidi. Allora, dobbiamo chiedere l'accesso. Allora, iniziamo a chiedergli questo. E sbarchiamo. Qui c'è un errore di visualizzazione. Ah no, ok. L'armata del Mozambico. Allora. A sto punto quanti sono quelli che mancano? Ancora i soliti. Allora, possiamo fare l'alleanza qui. Domani. Magari per non perdere ulteriori punti iniziamo prima a cancellare l'accesso militare con la Francia. Vabbè. Magari richiamiamo anche... Qui spero... No. Abbiamo il morale ancora basso, però ci stiamo riprendendo. Ok. Come sta andando qua? Le navi arrivano. Ok, qui siamo sbarcati già. Ottimo. Vediamo se riusciamo a portare a termine anche qualcos'altro. Allora, qui sta arrivando... qui mi sono dimenticati queste. Vedi? Magari iniziamo ad andare qua. Oppure facciamo prima così. Li portiamo in Africa. Allora. Austria e Inghilterra sono alleate. Allora, dobbiamo spezzare questo matrimonio nel frattempo. Però non possiamo farlo. E allora facciamo pure l'alleanza con l'Olanda. Non credo che questo porterà alcun beneficio come previsto, ahimè. E quindi, vabbè, questa è stata un po' un'incognita.
Facciamo magari qualche nave. Qualche galeone a guerra potrebbe esserci utile. Il tempo è abbastanza... Ma facciamolo... sono a Venezia, che sono rapidi, ma non ha senso farlo a Venezia ora. Facciamoli magari in questa costa. Facciamo così. Però ho fatto una stupidaggine, perché vabbè, perderemo un altro mese. Bangladesh e Sind. Ma perché fanno tutte ste guerre? Noi siamo pochi in confronto ai francesi, quindi finché siamo così pochi non possiamo iniziare la guerra. Allora, qui ad esempio potremmo iniziare anche a spostare questi. Esatto. Perché sarà una guerra davvero su tutti i fronti. Allora, quindi adesso questi votano per noi. Ci manca un solo partecipante. Allora, chi è che ancora non vota per noi? La Svizzera, giusto? Esattamente, ma per la Svizzera, allora, ci basterà prima migliorare le relazioni. E richiamiamo subito il diplomatico. Allora, questi sono unificati. Diciamo la fanteria di riserva. Questi arriveranno in me un po' più lenti. Voi andate magari qui. Allora, io mi sto dimenticando di una cosa. Di questi. Maledizione. Allora, per fortuna però me ne sono dimenticato solo un po'. Questo lo rimandiamo qua. Dovremmo magari iniziare anche a fabbricare... Ah! No, ho sbagliato. Avrei dovuto rompere il matrimonio reale per non perdere un punto. Un preziosissimo punto. Allora, adesso possiamo attuare la decisione. Facciamola, dai. Allora, dobbiamo mandare 75 ducati. No, non è vero che possiamo farlo. Allora, vabbè, aspettiamo la fine del mese e lo facciamo. Anzi, prima spezziamo questo matrimonio. Dovrebbero prendersela solo loro. Naturalmente la loro fiducia si fidavano implicitamente. Adesso vediamo, rompendo il matrimonio, cosa succede. No, non cambia la fiducia, a quanto pare. Strano. Allora, non dovremmo avere più... O forse sì. Ah no, ne abbiamo... Abbiamo l'accesso militare, abbiamo un po' di cose, insomma. Allora, voi andatemi qua. Questi ci seguono, ok. Adesso dovrebbero arrivare. Qui dove siamo, ok. Ci vorrà un po' di tempismo, vediamo un po' qua. Cavoli, sono già... Hanno già la possibilità di... Qui avremo una grossa scelta, se iniziare la guerra subito o se aspettare ulteriori rinforzi. Sarà davvero una grossa scelta, molto dura. Allora, adesso forse possiamo mandare il denaro alla Svizzera, bene. Allora, mandiamogli pure... Quant'è che ne serve? In effetti, magari non serve così tanto. No, beh, 22, quindi dobbiamo mandare tutto. Ecco qua. Va bene. E adesso abbiamo anche il Gemeiner Pfennig.
Vai, più 25% di tasse. Il prossimo sarà appunto quello che disabilitare le guerre interne al Sacro Romano Impero. Ci stiamo avvicinando all'obiettivo. Vabbè, finora è stato facile, adesso non sarà più così. Vedremo un po' come va a finire. Vabbè. Allora, qui ci sono delle ribellioni. Allora, probabilmente è più comodo Ippona come... vabbè. Allora, qui siamo arrivati, immagino. Dimenticarci è proprio la pessima idea, ma magari facciamo anche uno sbarco rapido. Qui iniziamo a essere a parità numerica, è questo che Tsu ha iniziato a diventare occidentalizzato. Vabbè, gli Inca. Allora, a questo punto facciamo un nuovo passaggio qua. Prendiamo il livello 20 tecnologia amministrativa che abilita la monarchia assoluta e la prendiamo. Monarchia assoluta. Questo ci dà più 10 di disciplina. Ed è ottimo. Abbiamo perso naturalmente un sacco di legittimità in questo modo, però ci siamo trasformati in una monarchia assoluta. Volevo anche prendere l'altra decisione, il Milizia Act. Beh, basta trasformare il leader in generale. Aspettiamo ancora un secondino. Qui siamo minoranza numerica assoluta, ma non è così preoccupante. 27. Dobbiamo stare attenti qua perché quali nazioni hanno? Solo la Svizzera. Ok, dobbiamo... Allora, noi intanto magari fabbrichiamo qualche pretesa sulla Francia nel frattempo. Aiuto. Tutto bene? Sì. Adelfinato. La inseriamo tra i rivali, tra l'altro. Al posto di... non sarà una scelta facilissima. Per ora togliamo i mamelucchi, Allora, l'abbiamo messa come rivale, poveretta. Speriamo che non entri in coalizione. Potrebbe anche farlo se diventasse furibonda. Non avevo considerato questa cosa, ma può succedere in effetti. Magari facciamo prima questo. Allora, qui c'è qualche novità. Abbiamo reclutato il reclutabile. Vediamo come va qua. Sono al 14%. Noi siamo 21.000. Siamo di più di loro. Abbiamo un generale migliore. E abbiamo degli alleati vicini. Cioè degli alleati, dei loro nemici, che quindi per noi sono quasi degli alleati. Però non so. Allora, qui come siamo messi? Ok, qui molto bene. Qui dobbiamo un po' sbrigarci forse. Ma qui c'è già la guerra in effetti. Che per ora non ci ha intaccati. Dobbiamo appunto anche spostare questi eserciti prima di iniziare la guerra. Eccoli. Armati Cartagine.
Togliamo la garanzia alla Svizzera che avrei dovuto togliere ieri. Ecco, per non perdere un punto. Non fa niente. Tutto sommato siamo a 9 e ci sta. Molto temporanea questa situazione. Abbiamo anche finita la tregua, tra l'altro, con Spagna e Portogallo. O sta per finire ah no, finisce a marzo. Però, beh, non credo che potremo fare niente mentre siamo impegnati con la Francia. Praticamente sta vincendo la Francia qua. Fantastico. Qui sono francesi, insomma. Noi facciamo magari anche... Io mi chiedo anche dove sia la flotta francese, sarebbe molto utile individuarla per tempo. Però non è facile individuarla, sarebbe utile. Qui c'è una flotta mercantile. Potrebbe essere ovunque, data l'estensione dei possedimenti francesi. Però si sperava magari che fosse in una zona... Ah, che cavoli. Almeno non dovevo perdere tempo in questa stupidaggine. Ok, non hanno ancora conquistato. E qui siamo un po'... Non so se andare magari in Giappone, però ancora più lontano. Allora, Ottaviani Cardè magari teniamocelo buono per queste flotte. Ecco, finalmente arrivano anche questi. Ok. Quindi stiamo fabbricando pretese. Allora, la flotta principale sarebbe utile identificare, ma eccola! Potrebbe essere questa? Beh, non sembra così terrificante. E da che parte va? In Congo? Ok. Però, allora, beh, la flotta africana quasi potrebbe tenergli testa. Quasi, secondo me affonderebbe tutta. Quindi dovremmo starcene. Però se io assegniamo il leader mentre loro non ce l'hanno, qualche dubbio ce l'avrei che ce la fanno. Allora, qual è il Gujarat? Sarebbe... mi pare il loro war goal. Sì, Gujarat. Allora, vediamo un po'. Cosa facciamo di questo? Io lo terrei molto vicino. Vabbè, abbiamo già quelli di Salisburgo vicino. Abbiamo fatto la maggior parte delle nostre azioni. Magari lo potremmo mandare... Qual è la coalizione contro di noi? Ci siete sempre voi. Potremmo tentare di migliorare con l'Utrecht. Va bene. Allora, sì, è stato finora un episodio di preparazione, però in effetti era una... richiedeva questa guerra una preparazione meticolosa e non potevamo fare altro. Adesso vediamo se riusciamo a fare questi ultimi sbarchi. Eccolo. No, però scusate. No, non li stava sbarcando. Geniale. Allora, quindi adesso dobbiamo solo sbarcare le ultime due armate e siamo pronti a iniziare la guerra. Però ecco, deve resistere ancora un attimino sta provincia.
vediamo dove è la nostra flotta qua. Una bella differenza, 6.000 uomini e 15.000. Magari prendiamocene 15.000, va? Allora, abbiamo ancora un sacco di soldi. Possiamo spendere per altre galee da guerra, forse. Ma sì, dai. Allora, va bene, manteniamo Hermes Pico. Ecco, un nuovo anno è iniziato e sarà l'anno della svolta questo. Allora, io direi che appena non appena arrivano questi, noi qui dichiariamo guerra. Ecco, riuniamo la flotta veneziana e un altro sbarco facciamo. Iniziamo a muovere anche quest'altra armata, perché ormai la situazione è quasi determinata. L'armata libica è l'ultima. No! Allora, questo significa che dobbiamo dichiarare ora la guerra. Speriamo davvero che non facciano pace in 10 giorni questi. Noi la dichiariamo. Magari non dobbiamo neanche affrontarli direttamente. No! No! Maledetti! Siamo finiti in esilio? Oh mamma. Ma perché? Va tutto contrariamente alle mie speranze. Beh, gliela facciamo restituire a Gujarat a sto punto. La provincia, eh. E adesso noi siamo in esilio, però. Vediamo di trovare una soluzione. Vabbè, è andata un po' male. Vabbè, adesso non c'è più tanta fretta. Quella. Sì, sì, ci si riesce. Ma io praticamente adesso dovrei tornare in Italia, fatemi capire, ma... Oh! Per carità. Dov'è il possedimento italiano più vicino? È lontanissimo. Ok, non basta avere più questo accesso. Evidentemente. Vabbè, può essere una nave l'accesso, cioè il primo possedimento italiano, ma... Credo. Boh, adesso si vede. Allora. Ridicolo però. Che dovremmo pensare anche a Gujarat. Vabbè, non credo che sia niente di grave. Spenderemo un po' di punti diplomatici per fare una roba del genere. Magari riescono a riprenderselo. Non credo. Avorio, ad Antananarivo. Va bene. Vabbè che non ci serve più l'avorio. A noi serve tè. Ma il tè? Come va il nostro commercio di tè? No, ho sbagliato. Dov'è?
10%. Perché 10%? Voi a Canton, flotta Oriente, e gli altri 30 dovrebbero esserci la flotta in Malacca. Ancora Canton, io invece dovrei rimandarla a Malacca perché non ha funzionato l'esperimento. Allora, questo lo devo mandare qua a dirgli di cancellare l'accesso. E a sto punto ci schieriamo con comodo. Schieriamo con comodo. Allora, vediamo un po'. Allora, non sovrapponiamoci troppo. Perché? Ok. Abbiamo perso le pretese. Vuol dire che è finita la tregua, penso. Sì. Un momento qua perché... La Spagna ha lasciato la coalizione, questa è un'ottima notizia. Uiglie. Ah sì, ci arriviamo persino a 80, pensate. Bene. Siamo schierati praticamente. Arriva il diplomatico e dichiariamo la guerra. Questi li teniamo in seconda fila. Allora. Naturalmente qui non posso far niente, però. Che cacchio faccio? Allora. Fammi capire, questa non è più in esilio. Ah, wow. Cioè queste non sono più in esilio, faccio così. La 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 la. Interessante. Queste no, questa è in esilio. Ok. Curioso. Questa allora la mando qua e non sarà più in esilio, immagino. Questa poi. Allora. Vediamo se sono arrivati. Ah sì, sono arrivati. Ok, qui lo schieramento è completato. Io direi fare così però. Potremmo anche reclutare magari... Tentare di reclutare altre truppe. Abbiamo i soldi per farlo. (14) 15. Mancano 3 all'appello. E vabbè. Va bene. Nuova Venezia.
inizia un militare, vogliamo. Possiamo anche passare di qui, aumentando l'efficienza del commercio. Va bene, facciamolo. No, perché potrebbe servirci per la pace. Allora, quindi le flotte sono in giro per il mondo. Stava andando, mi pare, in questa direzione. Uie. Ah, sei proprio qui nel momento in cui dobbiamo dichiararti guerra, tu? Coast of Gujarat. Ok. No, ma adesso proprio. Accidenti a loro. Adesso io voglio che arrivino dei soccorsi. Ma... Oh, di nuovo sbarchiamo qua. Chissà, vediamo cosa vogliono fare. Non si aspettano, immagino che gli stiamo per dichiarare guerra. Non penso che siamo venuti per quello. Probabilmente verranno e scompariranno da dove sono venuti. Ah, sbarcano con nuove forze in gran numero. Ah, e noi gliele potremmo... Molto teoricamente potremmo... Ah. Allora. Non abbiamo neanche più il leader, maledizione. Non è proprio il punto giusto questo. Tra l'altro farebbero un macello. Sono tutte navi pesanti, maledizione. Ma hanno un leader queste navi pesanti. Possiamo far così noi, in effetti. Ci impiegano parecchio. Noi li chiamiamo questi da Hesse. Chiediamo l'accesso militare a questi. No, questi. Però non ci danno quello navale. Sono antipaticissimi. Ma noi abbiamo le marce forzate. Allora. No, dobbiamo avere... questo di accesso. Loro no... Ah no, hanno il leader. Ci darebbero loro l'accesso. No, però niente. Allora. Un po' problematica la situazione. Allora, lo scontro con la marina è meglio evitarlo. Magari la marina che potrebbe arrivare buona è questa. Cercheremo di incrociarli. Allora, chiediamo a loro l'accesso. Andiamo di nuovo a voi. Ci servite di nuovo perché puntiamo a sterminare l'esercito, non la marina in questa operazione. Noi arriveremo molto più rapidamente, come vedete. Allora, ok. Voi scappate. Magari andiamo... Appena voi siete fuggiti, noi
possiamo anche dichiarare la guerra. Cioè adesso noi potremmo dichiararvi la guerra. Eastern Arabia. Questi potrebbero intercettarci, però non è che ci preoccupino troppo. Ah, ma non hanno più il leader. Dove è andato il leader? Erano 3 flotte, quindi. Curioso. Vabbè, noi comunque ci tiriamo fuori da questa situazione. Tanto guardate la Persia che approfitta come al solito delle situazioni. Qui abbiamo qualche prima nave. Allora io direi di fare due edifici qua e fare qualche cannone dove stiamo finendo le navi. Esattamente. Allora, speriamo. Allora, voi siete. Cavoli, siete. No, quello che speravo che non succedesse. Sono arrivati a livello 22. Allora, noi ci muniamo dei migliori leader comunque. Ok. Il migliore è là. Galeazzo Maria Petrucci. Lo assegniamo qua magari. Adesso è il fuoco però migliore. Vabbè. Quindi basta leader. La dichiariamo sta guerra, dai. Stiamo fuggiti ormai, sì. Però secondo me... Ah, non hanno più il leader qua. 16. Dobbiamo provare un po' di passaggi per arrivare a destinazione. Poi attaccheremo magari. Ah, ma sbarcavano qua. Certo. Hanno convertito e hanno preso una provincia, ho capito. Oh, mamma mia. Non c'è pietà. Allora. Facciamo sta dichiarazione di guerra perché non ce la faccio più. Allora. Siamo pronti. Qui siamo di 2 oltre, vabbè. Allora, dichiariamo la guerra. Francesi, siete pronti? Come sta andando la guerra coloniale intanto? Ah, state stravincendo. Ah, fantastico. Dovremmo anche ribaltare la guerra coloniale. Vabbè, la ribalteremo. Allora, che cosa possiamo fare? Conquista. Imperial Ban. Qui non avremo il tempo. Beh, noi usiamo come casus belli Imperial Ban. Prendere il Luxembourg, dai.
direi che tutto sommato è la cosa migliore. L'Olanda non ci aiuterebbe, quindi perdere l'alleanza sarebbe molto facile, insomma. Allora, prima trasformo il leader in generale, però. Scarsuccio, però non è questo l'importante. L'importante è che possiamo fare questo atto alla milizia. Vai. E dichiariamo sta guerra, vai. Vediamo cosa succede. Luxemburg. Ah, è scattata la pace automaticamente. Ok. Questi in effetti... Boh, vediamo cosa succede qua. Ma forse chiudiamo qui l'episodio e vediamo al prossimo cosa succede in questa guerra. Augsburg e Bavaria hanno partecipato, però qualcuno non ha partecipato. Mainz hanno disonorato l'alleanza, va bene. Vogliono prendersi anche Gujarat, apparentemente. Non hanno più pretese, però. Potremmo anche andare in effetti tutti quanti insieme a prenderci... a far fuori i francesi, qua. Ci seguirebbero? Allora, vediamo un po' cosa succede qua. Io aspettavo appunto che fossero i francesi a fare la prima mossa qua. Vediamo se compaiono all'orizzonte. Forse era meglio... No, vabbè, rimaniamocene qua con questi. Dovremmo riuscire a battere... Magari... Chi è il migliore dei generali qua? Giustiniani potrebbe essere. Sì, di sicuro Giustiniani. Facciamo così. Metz. Vanno a Metz? Ma perché sono in guerra? No. Vanno ad attaccare loro. Allora, vediamo un po'. Ah, ho attaccato senza rendermene nemmeno conto i francesi. Ok. Oh, bene, hanno avuto la buona idea di seguirmi. Vediamo se riusciamo a farli fuori, sti francesi. Ma Gonza ha dovuto liberare Würzburg. Vabbè, è già finita la battaglia quando sono arrivati. Però abbiamo vinto. Abbiamo più pretese su Brabante. Questo però sarà un bel problemuccio per i francesi, visto che non credo che abbiano luogo dove fuggire. Allora, questi li mandiamo a Nizza. Magari reclutiamo anche i due.
cavalieri, 2 reggimenti cavalleria che ci mancano. Ah, ecco, loro approfittano dell'idiozia. Hanno un gran leader però. Vabbè, uniamo le 2 legioni qua e andiamo a seguirli con Cosimo Gonzaga. Ah, intanto abbiamo finito una colonia. E si è formato il nuovo stato che chiamerò Nuova Liguria. Ecco qua. Fantastico, però ok, mi sto suicidando evidentemente. A quanto pare sarà il Lussemburgo il terreno di scontro della prima epica battaglia di questa guerra. E direi che dobbiamo andarci tutti quanti. Allora, qui arrivano il 16, 17. Ok. Dovremmo essere in gran vantaggio in quanto a generali, quindi se non altro abbiamo questo dalla nostra parte. Qui abbiamo completamente distrutto l'esercito nemico nel frattempo. Allora io direi che qua a noi va bene anche che vinca loro, però 9%. Vabbè, potrebbero riprenderselo loro direttamente. Però arrivano il 30 allora. Ma vanno tutti quanti lì, ma sono pazzi. Allora, io farò una cosa un po' più saggia. Andrò là con questi. Molto rapidi. Li supereremo di velocità. Allora. Vabbè, ma davvero non hanno il leader? 22 e 24, va bene. Abbiamo occupato tutta la prima fila? No. Però questo arriverà, basterà lui per sistemare questa situazione. Qui ne mandiamo uno di diplomatico a migliorare le relazioni con questo povero Salisburgo che ce l'ha con noi. E uno, facciamo qualche pretesa su Toledo magari intanto. Abbiamo ancora le relazioni. Mi stavo dimenticando. Aie. No. Vabbè, dovevo far prima questo forse. Mi ero dimenticato. Vabbè. E lo faremo al prossimo. No, non ci arriva in 10 giorni se non sbaglio. Ah no, invece in 10. Allora chiudiamo
chiudiamo qui comunque. Io direi che la Francia sembra battuta da questo fatto del generale, ma loro non hanno generali migliori. Pensate, arriva ora il generale migliore, ma magari noi lo distruggiamo. Sì! Fantastico. Quindi il loro vantaggio tecnologico si annulla in questo modo. E noi vinciamo. Mi pare ottimo. Alla prossima ragazzi, la guerra con la Francia è iniziata bene, mi stavo dimenticando che non è solo qui la guerra con... cioè che la guerra con la Francia riguarda tutto l'orbe delle terre. Magari dobbiamo far fuori... ecco, andiamo magari a far fuori questi... ah, qui stanno facendo una colonia, vabbè allora... magari teniamoci un po' buoni qui. E stiamo più attenti qui invece a far fuori questi. Ok. Va bene. Alla prossima. Ciao.